Gentilissime siciliane, illustrissimi siciliani, questo è il primo spazio di comunicazione che io ritengo di proporvi nella nuova veste che penso di ritagliarmi nella collettività agrigentina e siciliana. Intendo occuparmi meno di amministrazione. Per questo non mi sono più candidato al Consiglio Comunale di Agrigento, dove ero il primo eletto con molti voti di differenza rispetto al secondo, e invece ritengo di occuparmi di legalità e di giustizia, di legalità e lotta alla mafia, di legalità e i diritti della gente. Come sapete, ho sempre avuto il coraggio di fare battaglie contro corrente, mettermi contro il cosiddetto sentire comune quando questo sentire comune è alimentato da falsità, luoghi comuni, calunnie. Mi ha appassionato da un anno a questa parte, da uomo appunto impegnato per il riscatto di questa terra e contro le ingiustizie, la vicenda giudiziaria che riguarda una persona molto potente ed importante in Sicilia, il presidente della regione Raffaele Lombardo. E contrariamente a coloro che quando vi è un procedimento giudiziario immediatamente sposano le tesi dell'accusa, avendo io vissuto sulla mia pelle fatti di persecuzione giudiziaria acclarata, entro sempre nel merito e, illustrissimi siciliani, mi sono fatto l'idea che la vicenda che riguarda il presidente Raffaele Lombardo è una delle vicende di grande ingiustizia che caratterizza questi decenni. Lombardo è certamente un personaggio potente. Possiamo discutere delle sue azioni politiche per quanto vogliamo, possiamo criticare ogni suo gesto, ma è un cittadino italiano che ha diritto ad un trattamento giusto e rispettoso delle leggi da parte degli organi di giustizia. Adesso io vi leggerò la lettera che ho inviato al procuratore capo di Catania, Giovanni Salvi, che peraltro ho contribuito a far nominare quando mi sono impegnato lo scorso anno 2011 nel mettere in chiaro al Consiglio Superiore della Magistratura quali erano i trascorsi del suo avversario, il noto magistrato catanese molto potente ed importante Giuseppe Gennaro. Ma su questo ho parlato in passato. Mi è sufficiente ricordare che quando io ho scritto e documentato sul dottor Gennaro è stato valutato come io chiedevo dalla maggioranza del Consiglio Superiore, che ha nominato il dottor Giovanni Salvi. La vicenda che adesso vi illustrerò leggendo la lettera che vedete sullo schermo del computer riguarda ampiamente noi agrigentini, perché è anche una vicenda ingiusta, gravemente ingiusta, rispetto ad imprenditori agrigentini che possono aver fatto errori anche gravi in passato, ma che adesso rischiano la vita per aver scelto di schierarsi con lo Stato contro la mafia. Ma voglio far parlare il documento che vedete sul computer e che oggi è sulla scrivania del procuratore capo di Catania Giovanni Salvi. Il documento ha per oggetto contributo alla giustizia, processo all'onorevole Lombardo,
sconcertanti notizie diffuse dai giornali. In data mercoledì 16 maggio 2012, relative le notizie ad asseriti rapporti con imprese vicine a Cosa Nostra di Agrigento, quali la Campione, da parte ovviamente del presidente Lombardo. Come comprenderete, nella mia nota inviata alla Procura di Catania sbriciolo alcune delle teorie accusatorie francamente incredibili mosse da alcuni investigatori nei confronti del presidente Lombardo. Illustrissimi procuratori, la lettera è mandata al procuratore capo dottor Giovanni Salvi e al procuratore aggiunto, quello che più di ogni altro si occupa di antimafia, lo stimatissimo dottor Carmelo Zuccaro. Illustrissimi procuratori, certamente conoscerete il mio nome per via delle notizie di stampa che mi riguardano, alcune delle quali sono anche connesse alle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno riguardato la stessa Procura di Catania. Per impegno politico e professionale sono io, Giuseppe Arnone, uno dei maggiori conoscitori delle vicende che attengono al sistema politico-mafioso della mia provincia, quella di Agrigento. In tale ambito, nel 2011, ho pure realizzato la pubblicazione che vi allego, dal titolo Romanzo criminale. Parla il pentito Maurizio Di Gati. Pubblicazione che riguarda il collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati e le ricostruzioni che il medesimo ha operato nel primo periodo del suo pentimento, ovvero nei canonici primi 6 mesi, dichiarazioni rese a caldo e al di fuori di ogni condizionamento utilitaristico, di ogni possibile condizionamento. Il volume cui faccio riferimento è ovviamente quello che vi sto mostrando e che certamente gli agrigentini e i siciliani conoscono bene. Nella pubblicazione sopra indicata ho anche ricostruito la rottura maturata all'interno del mondo imprenditoriale agrigentino grazie all'enorme lavoro congiunto, in particolare dal vertice di Confindustria Siciliana, ad Agrigento ottimamente rappresentato dal presidente Giuseppe Catanzaro, nonché da poliziotti instancabilmente dediti alla causa della legalità e della lotta alla mafia, quali il dottor Attilio Brucato, per molti anni a capo della squadra mobile di Agrigento e adesso in servizio nella realtà catanese. Oltre ovviamente al meritorio impegno di numerosi magistrati della DDA di Palermo, che pure hanno compreso in che misura fosse importante provocare la rottura di rilevantissimi settori del mondo imprenditoriale per una fase intimiditi e asserviti da Cosa Nostra. Già, la realtà agrigentina è quella dove, in misura più rilevante, gli imprenditori di maggiore rilievo hanno avuto il coraggio di denunziare i capi di Cosa Nostra eppure di costituirsi parte civile e denunziare i politici corrotti. Io vi ho dedicato una parte del mio libro a ricostruire queste vicende. Questo è il capitolo del mio libro che un anno addietro ricostruiva la novità maturata da alcuni anni all'interno della migliore imprenditoria agrigentina, che non pagava più tangenti e denunziava i mafiosi. Quando adesso riassumerò, illustri procuratori della Repubblica, a qualità di prova giudiziaria per gli agevoli riscontri che è possibile operare, anche escludendo le personalità istituzionali sopra indicate. Entro immediatamente nel merito e commento gli articoli che ricostruiscono mercoledì 16 maggio ultimo scorso il contenuto della recentissima udienza del processo a carico del presidente Lombardo, ove sarebbero stati individuati quali riscontri, riporto testualmente, alle contiguità delle cosche mafiose agrigentine al movimento per l'autonomia di Raffaele Lombardo, appalti ottenuti da imprese vicine a Cosa Nostra, come ad esempio
dall'imprenditore Marco Cambione. Un'informativa di un autorevole maggiore dell'Arma dei Carabinieri, secondo gli organi di stampa, ha snocciolato decreti di finanziamento della regione siciliana a Girgenti Acque, finanziamenti per milioni di euro che sarebbero finiti nelle casse di aziende vicine ai clan per servizi relativi alla distribuzione dell'acqua nell'Agrigentino. Per una particolarissima coincidenza, per il mio impegno antimafia, mi sono occupato appunto dell'imprenditore Cambione e della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, del ruolo che accanto a Cambione e ad altri imprenditori agrigentini ha assunto da almeno un lustro a questa parte, Confindustria Siciliana con a capo Ivan Lobello, del ruolo avuto anche nelle indagini giudiziarie rafforzate o avviate grazie alla collaborazione degli imprenditori, la struttura investigativa diretta dal vicequestore dottor Attilio Brucato. Mentre per il mio impegno politico di amministratore del comune di Agrigento, molto sensibile ai problemi che riguardano l'acqua, mi sono occupato anche del funzionamento di Girgenti Acque SpA e dei suoi rapporti con gli enti pubblici, inclusa la Regione. Dunque, è del tutto pacifico che il presidente Lombardo ha assunto il ruolo istituzionale a Palermo, mediante il quale, in linea di principio, potrebbe occuparsi dell'erogazione di finanziamenti da parte della regione siciliana solo dopo la primavera dell'anno 2008. Nella primavera dell'anno 2008 Lombardo diventa presidente della regione. Prima non sta in regione. Per inciso, va ricordato che il collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati è detenuto dalla fine del 2006. Quindi, quando Di Gati è libero di fare il mafioso, sino al 2006, Lombardo non sta alla presidenza della regione, non sta a Palermo, sta a Catania, ove è il presidente della provincia di Catania. Si occupa di Catania. Le accuse mosse dal collaboratore Di Gati all'imprenditore Marco Cambione sono ampiamente datate per periodi precedenti all'arresto di Di Gati, di massima risalgono alla seconda metà degli anni 90. Questi verbali, ove Di Gati parla delle sue estorsioni, di intimidazioni ai danni dell'imprenditore Cambione, sono in possesso della DDA di Palermo da oltre 5 anni. Nessuna accusa, né di concorso esterno, né di altro, la DDA ha mosso nei confronti dell'imprenditore Cambione e di suoi collaboratori. Ciò emerge con evidenza che anche per quanto riguarda le ricostruzioni di Di Gati relative a Cambione, quest'ultimo, cioè Marco Cambione, è stato considerato vittima della mafia e non complice. Consentitemi una pausa. Marco Cambione è per lo Stato, sino a questo momento, una vittima della mafia e non un complice. È invece una vittima del signor Franco Castaldo, assieme al presidente della regione. Il signor Franco Castaldo, col giornale Grandangolo, da anni non risparmia campagne velenose e calunniose nei confronti dell'imprenditore Cambione, che gode di un trattamento particolare. In questo numero, che è il numero di oggi, sabato 26 maggio, vedete l'imprenditore Cambione in prima pagina e poi ancora in terza pagina. È veramente singolare il trattamento che riceve l'imprenditore Cambione dal giornale Grandangolo. Basterebbe paragonare il trattamento che riceve l'imprenditore Cambione, mai accusato di concorso in mafia o di rapporti illeciti con mafiosi, col trattamento che riceve ad esempio l'imprenditore Gaetano Scifo. L'imprenditore Gaetano Scifo è stato condannato in via definitiva
per la corruzione della vicenda Ecoter. I suoi complici in quella corruzione erano noti esponenti di Cosa Nostra, arrestati con Gaetano Scifo, in primo luogo quel noto imprenditore, mafio imprenditore agrigentino, oggi deceduto, ed altri ancora. Si partecipava ad una lottizzazione di appalti gestita dalla politica con l'onorevole Lo Giudice e dalla mafia con quel mafioso che nelle intercettazioni di Lo Giudice veniva chiamato quello dell'albergo. Poiché è defunto, per rispetto non ne faccio il nome. Questo è il giornale Grandangolo, dedito alle persecuzioni di alcune persone e alla costante disinformazione rispetto alla realtà agrigentina. Dicevo, da quanto emerge con evidenza, anche per quanto riguarda le ricostruzioni dedicate relative a Campione, quest'ultimo è stato considerato vittima della mafia e non complice. Sempre nell'anno 2008 inizia ad operare la società Girgenti Acque SpA, della quale l'imprenditore Campione è azionista di rilievo con poteri decisionali. Quando nasce Girgenti Acque, l'imprenditore Campione, coadiuvato dai locali vertici di Confindustria agrigentina e siciliana, rappresenta uno dei principali esponenti della imprenditoria agrigentina che, rischiando anche la vita, si è messo a disposizione dello Stato, ponendo in essere anche nelle aule giudiziarie una netta rottura col contesto di imposizioni, estorsioni e governo del territorio preteso da Cosa Nostra. Comunque, per quel che riguarda la presente vicenda giudiziaria a carico di Raffaele Lombardo, dal 2008 in poi, cioè da quando Lombardo è presidente della regione, l'imprenditore Campione è, con certezza, con inoppugnabili dati di fatto giudiziari, qualificato dalle autorità dello Stato come un soggetto che si è schierato decisamente dalla parte giusta, senza ambiguità e timori. E Girgenti Acque è pure costituita parte civile contro alcuni sindaci che hanno tentato delle estorsioni. Andiamo adesso alle erogazioni pubbliche della regione siciliana a beneficio di Girgenti Acque. Ripeto, le accuse mosse a Lombardo ci sarebbero che la impresa Campione dal 2008 in poi sarebbe un'impresa della mafia e Lombardo avrebbe fornito finanziamenti a questa impresa. Come abbiamo visto, nulla è più infondato di questa accusa perché l'impresa Campione da parecchi anni ha collaborato con lo Stato e con gli uomini dello Stato e con Confindustria siciliana nel rompere il prepotere mafioso nel mondo dei lavori pubblici. Ma adesso andiamo alla ridicolaggine che riguarda le erogazioni pubbliche della regione a beneficio di Girgenti Acque. Anche queste sono successive al 2008 per la banale ragione che Girgenti Acque inizia ad operare nel 2008. Si tratta di erogazioni assolutamente vincolate ed obbligatorie che spettano a Girgenti Acque in virtù di puntuali leggi e precisi obblighi contrattuali del lato idrico composto dagli enti locali di Agrigento. Il meccanismo di queste erogazioni è semplicissimo, matematico. Girgenti Acque deve ottenere dalle bollette relative al servizio idrico e depurativo la somma di X. Sino a quando lato idrico non approverà la tariffa contrattualmente convenuta che consente di raggiungere la somma di X, sarà la Regione a pagare le somme che provocano la differenza tra la cifra convenuta e quella che attualmente si incamera per via delle vecchie tariffe a perdere degli enti pubblici. Per chiarire ancora meglio il concetto, prima della gestione del servizio da parte di Girgenti Acque SpA, i comuni potevano applicare anche tariffe largamente inadeguate, cioè in perdita. L'acqua che si forniva valeva 10, la tariffa valeva 1. Adesso non è più consentito. Il comune di Agrigento, ad esempio, aveva costi per il servizio idrico pari a circa 10 milioni di euro all'anno
emettendo bollette per meno di 3 milioni. Ora questo è vietato, andare in passivo, addirittura di 7 milioni. Si invita a leggere all'uopo il capitolo del libro Romanzo criminale dedicato alla nuova stagione dell'imprenditoria agrigentina che denunzia i mafiosi e così costituisce parte civile contro i politici corrotti. Il libro è stato pubblicato nell'agosto 2011 e pagina 26 ricostruisce la collaborazione dell'impresa Cambione con la giustizia, sia contro Cosa Nostra sia contro i politici corrotti che hanno tentato di estorcere tangenti agli urgenti acque. Si invita quindi codesta procura a fini di giustizia e per salvaguardare anche l'immagine della regione siciliana, già signori siciliani, con le accuse largamente infondate che vengono mosse al presidente Lombardo, si è realizzato un danno enorme alla nostra immagine di cittadini siciliani. Io mi sono appassionato a questa vicenda perché appunto ne ho colto questi aspetti largamente inquietanti. Magistrati dal profilo quantomeno discutibile, oggettivamente interessati al consenso per nomine importanti all'interno del sistema giudiziario, avevano mosso accuse devastanti al presidente della regione, accuse che alla prova di alcune verifiche come quelle che sto illustrando si manifestano nella loro inconsistenza o scarsissima consistenza. Cosa ho chiesto alla Procura della Repubblica di Catania? Per salvaguardare anche l'immagine della regione siciliana messa letteralmente alla gogna da verifiche giudiziarie relative agli inesistenti rapporti di cui si è detto in precedenza. Ho chiesto di effettuare le seguenti agevolissime escussioni testimoniali, cioè sentire quale teste molto qualificato il vicequestore dottor Attilio Brucato, già capo della squadra mobile di Agrigento, affinché Brucato possa riferire in tribunale il ruolo avuto dall'imprenditore Marco Cambione quantomeno dall'ultimo lustro, dagli ultimi 5 anni e nei periodi immediatamente precedenti. Ruolo avuto dall'imprenditore Cambione anche in relazione alla svolta antimafia che ha onorato l'imprenditoria agrigentina e siciliana vicina ai vertici regionali e locali di Confindustria. Ancora, di sentire il presidente di Confindustria Agrigento, Giuseppe Catanzaro, per riferire sul ruolo avuto dall'imprenditore Cambione in sinergia con lo stesso Catanzaro sul fronte dell'impegno antimafia dell'imprenditoria interessata a sconfiggere Cosa Nostra. Sentire ancora l'assessore regionale delegato all'emergenza idrica e con competenze sui finanziamenti per Girgenti Acque, che altro non è che il dottor Giosuè Marino, l'assessore di Lombardo, già prefetto di Agrigento e Palermo, in prima linea contro Cosa Nostra, già commissario nazionale anti-racket, uno degli uomini dello Stato in assoluto più impegnati contro la mafia negli ultimi 20 anni, Giosuè Marino, affinché Marino, che ha erogato i finanziamenti a Girgenti Acque, possa riferire in ordine alle modalità vincolanti di concessione di finanziamenti relativi alla gestione delle risorse idriche. Queste sono le richieste che io, da politico, da cittadino attento alla legalità, ho formalizzato, ponendole sul tavolo con tanto di protocollo del procuratore capo di Catania. Ritengo di muovermi per garantire a questa regione legalità e giustizia. Nella lettera vi è anche questo post scritto che vi leggo e poi vi lascio. Ve lo leggo perché anticipa le altre azioni che porrò in essere. Il sottoscritto Giuseppe Arnone, essendo un profondo conoscitore per le ragioni sopra esposte, vi ho fatto il libro, dei verbali del collaboratore di Gati, ha già riscontrato una rilevantissima quantità di contraddizioni e contrasti tra verità storiche già maturate e la deposizione resa dal collaboratore stesso.
per cui in tempi brevi farà pervenire alla Procura di Catania una propria circostanziata ricostruzione che ponga nella corretta luce una larga serie di cosiddette prove, che tali invece non sono, assunte a carico di Raffaele Lombardo, con danno enorme per la democrazia siciliana. Il tutto ovviamente con il massimo rispetto e volontà collaborativa con gli organi giudiziari in indirizzo. Vi dico soltanto una ridicolaggine che ben conosco perché sta negli atti. Digati, quando viene sentito e parla liberamente, senza nessun interesse di influenza, nell'aprile del 2007, 5 anni addietro, dichiara di avere votato alle regionali per la lista dell'allora presidente della regione Cuffaro e indica il nome del candidato che appoggiava e spiega perché lo appoggiava quel candidato in relazione a contesti di appartenenza e di legami con la mafia favarese. È molto informato quando ricostruisce quelle cose nel 2007. Anni dopo, Digati cambia versione e dichiara di avere sostenuto il movimento per l'autonomia. O è vera la prima cosa, come penso io, perché è detta a caldo nei 6 mesi dalla collaborazione, senza utilità ed influenze esterne, o è vera la seconda, detta invece in un contesto ove testimonianze simili servivano moltissimo alla politica dominante del governo Berlusconi, che aveva tutto l'interesse, la politica dominante del governo Berlusconi, a distruggere il presidente Lombardo, che aveva avuto il coraggio, quando Berlusconi era potente, quando Berlusconi era dedito ai festosi bunga bunga e alle compagnie allegre delle minorenni, quando Berlusconi era al massimo del suo potere politico nel 2009, Lombardo aveva avuto il coraggio di rompere col sistema berlusconiano siciliano e avviare l'alleanza con la parte migliore del Partito Democratico, la parte che si era sempre impegnata sul terreno dell'antimafia. Aveva avuto Lombardo, e concludo, il coraggio di far saltare il grande affare dei termovalorizzatori. Bene, quando Lombardo pone in essere una serie di scelte coraggiose e di rottura, Digati cambia versione. Non ha votato più per la lista del presidente Cuffaro e ha votato per la lista del presidente Lombardo. Complimenti a questo modo di amministrare la giustizia e di fare le indagini. Ma torneremo a parlare di queste ricostruzioni molto ma molto imprecise e fantasiose in danno a Lombardo, e sarà qualcosa che veramente farà sorridere da un lato ed indignare dall'altro la gente per bene, senza il prosciutto negli occhi, che vive in questa terra di Sicilia. Io sono un uomo libero e ritengo di battermi per le cause che sono giuste, anche quando appaiono scomode e appaiono controcorrente. Lombardo tra qualche mese non sarà più presidente della regione, tra meno di 60 giorni. Probabilmente sarà un potente Lombardo nella sua fase discendente. Ma io ritengo oggi di tutelare i diritti dei siciliani ad avere una giustizia giusta, non condizionata da fatti falsi, visibilmente falsi, documentalmente non veri. Vi ringrazio.